il mare faceva costa. Credo che Rioaude non la trovava a conoscere la mia Bastiana per terra, Ressenino. Chissà stava Opiro e stava assieme con suo figlio Iachino e con sua sorella Iatina. Iatina a benessa la cognata del Basile Baiuocco, un forgiato di Santa Rosa. Basile aveva una suora Iatina a Filippina. Chissà, la mia Bastiana Pettella era cattiva, era vedova, ma aveva assai che suo marito ci aveva voluto. Io manco l'arrivai a conoscere a Mascio Sarino, o marito della mia Bastiana. E chissà, se la mia Bastiana Pettella, come Federico stava con suo figlio, con sua nora e con suo nipote, che Iachino aveva una carramata ai figli. Io a mia Bastiana me la ricordo sempre vestita in una maniera e con fazzoletto in testa. Sta casa lì era propriamente a parte sotto non stavamo noi, ma noi c'era solo il Gnuso e il Suso. E invece in Nibbi, a sferrata la cantonera, c'era pure un catoio ranne, con starda, che era prima via il domone, la pagliera, o forno, piligna, o il denaro, o solito. Se hanno che c'era pagliera, che c'era frumento, che c'erano, come c'erano da tutte le case, l'olio, la farina, il cicciame, la scacciuglia, e così, c'erano pure i sorgi. Ma tanto, casa per casa si può dire che a tutti i bagni c'erano i sorgi. C'erano i sorgi e c'erano pure gatte. Picca picca tutta avevamo una gatta. E se ve la ricordate, nella porta di uso di tutti i casi c'era sempre gatta loro. C'era gatta loro per quanto le altre trasino e ne sciano come volevano dire. Un giorno sta mia Bastiana scendeva in uso per impastare ciadine e vide che vicino a gatta loro, la parte rincia, c'era una gatta. Ma non era gatta sua. La gatta invece di scappare, o solito, stava là, ferma, con la testa calata. La mia Bastiana, franca ci venne, ci avvicinava una gatta per darci una perata, per cacciarla. Vediamo che la gatta era arrabbiata. Come gli allungavo per darci una perata, la gatta, Dio in discanza, invece di scappare ci muzzicava la caviglia. Tanto i femmine nelle ragne che avevo, lo sapete, avevano tutti dei vestiluomini. Con puro chisso, la gatta ci appezzava i scaglioni alla caviglia. Come la gatta ci appezzava i scaglioni alla caviglia, la mia Bastiana, femmina ranne, si persuadiva subito che la gatta era arrabbiata. Si persuadiva perché la gatta invece di scappare se ce la lasciava dire piglia. Come si persuadiva, la mia Bastiana lasciava perdere tutte le cose. La chiamava per suso, chiamava la sonora Iatina, ci fece a bere da caviglia e ci contava il fatto per come camminava. Come facciamo, partirono per il dottore. Partirono per il dottore e dirono il dottore Marchese. Non il dottore Pagliaro, mento io. Erano il dottore Pagliaro, ci contarono il corso per come camminava. Ci fecero a birre di scaglionate. Il dottore ci spiegava com'è e come era, non era da gatta. Insomma, a partire per Messina, ci disse il dottore. Io ora ci faccio una iniezione, ma però se sei a te arrabbiata io non posso fare niente. Partite subito per Messina e dite ospedale Piamonte. Ci contato fatto per come cammina. C'erate sta carta che vi preparo io e
Certo, per poter sapere se davvero sei atta e arrangiata o no, se ci avessi a fare a Generica. Ma sono cose che qua non si possono fare. Queste sono cose che si avessero a fare a Messina. Basta, chiede Soggera e Nora se ne tornarono per Ginza e giustamente aspettarono che tornava Iachino in campagna. Nel suo mentre però a cominciare a preparare fatte cose, le robe, il pane, si fecero prestare i soldi alla suora Reatina. A sera, quando tornava Iachino, ci contarono tutto catamino. Il dottore ne disse che mi partire subito per Messina. Qua dice non si può fare niente perché a quanto pare sarà a terra arrangiata. Ma per poterlo sapere sicuro se ci avesse a fare a Generica. E ne fece sta carta. E questa è atta, ci spiava Iachino. Chissà, mi pare a mia che è atta per Rosolia Penuario, chi è che sta vicino a mia luminata, ci rispondeva Soliera. Domani mattino presto partiamo per Messina, ci disse Iachino. Quando preparate roba e tutte cose che io fa punto che torno. Iachino scendeva e uso, si pigliavano legni e sarma e partiva per fuori. Partiva per fuori e dopo un'arrancata tornava con atta, morta. Caccia e atta. Romani ne portavamo per Messina. Anche duravo io proprio un inceneratore vecchio e ampelavo una sacchina. Stasera Ide e pure i Caruso mangiarono a malverso. Mangiarono, spedirono a preparare tutte cose sia da accorcare. Troppo libero, era mezzanotte, si sosiero. Agna Bastiana arrivigliava pure a Tatò, a suo nipote Ragna. Nel suo mentre Iachino martellava i muli. Poi era la tata, nel rietto che ci metteva a ciuscia con le fatte a robe. L'altra la tata ci metteva a sacchina qua e alta morta. Si mettero a cavallo e partirono. Partirono e diedero Agna Bastiana a cavallo una mula e Iachino con suo figlio un gruppo a cavallo all'auto da mula. Partirono, le notte e notte scendero variante. Passarono Santa Domenica, arrivarono a Cozzemole. Su Cozzemole scendero per la verità, scappiarono a Serra Parroco. Sempre tra sera, scendero per San Simone. Passarono a Iacona. Dopo a Iacona, invece di chiamare per Rietano, truppedarono per Pennina fino a caggiacare a Badone. Accursarono il discorso. Quando gli caro i 5 ponti Santo Stefano, scaria acqua. Come scapolaro il paese e gli erano nascinuta di Santo Stefano, che era il luogo o mare viene a specchio, Agna Bastiana all'occhio. Oh potenza di Dio, capigliero mare, che come può essere da così grande? E se faceva la croce. Che non ci vede sarà ne sorgiva tutta questa potenza d'acqua. Mano a mano, a giocare alla stazione Santo Stefano, ci spiava a Chibe. Il locale la mattina aveva passato l'allora. Basta, si fecero i biglietti. A Caruso, a Totò, ci arrenarono i muli o fecero tornare per Mescetta e aspettare. L'altro giorno per Messina, a come ci dissero, arrivava alle 9:20. Basta, che fecero? Si hanno che avevano a aspettare, si metterono in agnone, radiero la stazione e a cominciare a nascere il pane, a nascere la tovaglietta a 2 figli secchi, a figliolata che si davanti ci aveva fatto Iatina, la oliva e mangiare. Iachino, vedi che sei atta fede, ci disse Agna Bastiana a suo figlio. So che darei ce l'hanno a portare a Messina. Basta,
a cominciare a mangiare. A cominciare a mangiare, ma non parlavano. Ida mischina agnastiana era barruta, tagliava mare, tagliava la stazione, tagliava le cose e chiangia. Chiangia, ma senza fare sabire le suo figlio. Chiangia e ammiscava il pane coi lacrime. Mischina era abbeluta. Che certo che era abbeluta, disse Michele. Femmina anni che era, facile che non aveva viaggiato mai. Che quale viaggiare? Rispondeva Nino. Agna Bastiana per te non aveva avuto mai a nulla a banna. Non aveva avuto mai manca a Rietano. Ida lo hanno ripantana che c'avevano l'orto, di Santa Maria che c'avevano un luogo ranne e a Cotaro Bruzzolino non aveva nesciuto mai lo paese. A scuola non c'aveva avuto né picca né assai, nella macchina non ci aveva chiamato mai. Sì, l'aveva sentito dire che c'era un treno, che c'era un mare, ma che sai che aveva visto era uri quattro occhi. Qualche cosa ce l'aveva contato suo figlio Achino, che aveva fatto soldataria e penso che aveva fatto pure avere ricole, ma Ida, mischina, non aveva avuto mai a nulla a banna. Quando all'ultimo arrivava il treno, che spuntava la tata da Sciumara, Agna Bastiana risagliava, si scantava e voleva scappare. No! Io pettingia me ne torno, io mi scanto le seriaularie, figlio mio tornavo in. Non vi dico quello che succedeva, quello che ci oso per convincerla, per farla chiamare nello cielo. Sì, disse Michele, usando il suo peppino che si può dire a ridere, ora acceleremo. A pensa però, a da meschina così non l'aveva visto mai. A mia, quando era Nico mi avevano detto coseno, o solo spostamento orario, può gettare un cristiano in terra. E ad una volta Covid, che era pure io a Santo Stefano, mi impressionava in una tale maniera che mi canziava e mi mettia nella via stazione. A pensa a chi? Femmina d'anni che non aveva nisciuto mai un naso rapporta, che non aveva avuto mai a nulla a banda. No, allora accelerimo perché queste cose sappiamo. E sappiamo che con piccolo assai abbiamo viaggiato tutte, eppure che non abbiamo viaggiato, che una cosa non l'abbiamo visto in presenza, ne fanno abbino la televisione. Ma tanto che c'era la televisione. Ma poi a dei tempi che bisogno c'era di viaggiare, che tutte cose le avevano visto. Non è che da meschina aveva avuto a scuola. A dei tempi picca erano quelli che sapevano reliccia. E uno che non sa per reliccia vedete che tinto è come a uno che non mira. Chi da femmina di casa non l'aveva visto mare, una pila. Un treno poi non ne parliamo proprio. Chi isso dice, arrepigliava Nino. Se vi contasse tutte cose del suo viaggio, ne scorasse e ne aggiornasse capo, perché non è che finì dopo. Avevano i biglietti di terza e ce n'erano qualcuno di seconda. Dai atta morta una sacchina capitia come un corrotto masso. A Messina, chiedo che Pietro quando caro ospedale Piemonte che corda all'altro mondo. I uci e in male parole di Mirici quando è Achino scudo le aldo cineratore e ciappocalde e atta morta fetusa in capo tavolino. Perché Ida, Agna Bastiana, troppo buona stette. Da a Messina so che ci fecero, ci impararono i medicine giuste e la salute. Un bello bene troppo. Quando tornarono per Ghisa, e i cristiani giustamente ci erano a fare ci visita, Agna Bastiana ci contava a tutte se aiuto a Messina. So che aveva visto, come ci aveva parso.
Finia con una e cominciava con un'altra, finia con una e cominciava con un'altra. E sempre che diceva le stesse cose. Paria come una macchina parlante. E faceva. Quando vitti spuntare a due ciperonivero che gli stava fumo tutte le date, ma ciuzzare lo cavano, pigliai non si cazzone, che le carni mie si fecero spingole che se non era per mio figlio Achino che pratico, io daccianava, ma proprio, insomma a Dio. Era poi tutti dei cristiani, e Luceno che corria, zappafundo, e corria sempre. E d'arbole Dio si era lamentato che li scippavano e li chiantavano, zappafundo. E poi a certe banne un mare faceva costa.